Si è dunque conclusa a Racalmuto la 3 giorni della Festa della Cultura, esposto tra l'altro un carteggio inedito tra Sciascia e l'editore La Terza. Oggi al videogiornale altre interviste tra Felice Cavallaro, Salvatore Silvano Lonigro e Giuseppe La Terza. A distanza di 60 anni il carteggio tra Sciascia e La Terza diventa occasione di dibattito, forse anche di polemica, e si trasforma in una festa della cultura. Intanto conferma l'attualità estrema di un personaggio che si chiama Leonardo Sciascia, che va letto, studiato, è conosciuto e discusso. Stasera comincia una nuova era. La Fondazione Sciascia intende puntare su questo come una leva, un trampolino di lancio per rilanciare tutta l'attività della Fondazione Sciascia e soprattutto cercare di estendere la conoscenza di quest'uomo, ma anche significa del territorio in cui ha lavorato. Noi dobbiamo far conoscere le pietre, la fondazione, il circolo, la statua, il castello, tutti i personaggi che hanno ispirato questo grande uomo che Racalmuto ha avuto l'onore di veder nascere e che l'Italia intera, il mondo direi, ci invidia. Una festa della cultura zeppa di eventi e quei gomitoli di vicoli che rappresentano le parrocchie di Regalpetra. Oggi si festeggia questo anniversario. La sua testimonianza ha avuto modo di avere un rapporto diretto anche con lo scrittore. Dunque io ho frequentato moltissimo Leonardo Sciascia perché eravamo molto amici, ma sono contento di essere qui per un motivo molto semplice, perché io ho lavorato 15 anni con Vito La Terza e quasi 20 anni con Leonardo Sciascia e quindi sono testimone anche dei rapporti tra Vito La Terza e Leonardo Sciascia proprio per la creazione e tutta la storia che riguarda le parrocchie di Regalpetra. Cioè quello è un libro importantissimo che Leonardo Sciascia scrisse quasi insieme a Vito La Terza, e cioè in qualche modo Vito La Terza è coautore del libro, nel senso che collaborarono nella realizzazione del libro, ed era un libro che Leonardo Sciascia diceva sempre: fino a quando sarò vivo non voglio che cambi editore, l'ho fatto per Vito La Terza e deve restare da Vito La Terza. Oggi è visibile questo carteggio inedito che si potrà visionare fino a settembre tra Leonardo Sciascia e Vito La Terza, due letterari molto simili, poco organici al potere. Ma sì, molto liberi direi, liberi mentalmente, intellettualmente, e nel loro rapporto questo si è visto, si è trovato, due persone, due meridionali che provenivano da formazioni diverse ma che hanno trovato in questa libertà un terreno comune. Tutto nasce lo scorso anno, lei è stato qui a Racalmuto, ha rovistato gli archivi, ha trovato queste corrispondenze e poi di ritorno a Roma ha trovato ulteriori lettere tra Sciascia e La Terza. Ah sì, devo dire che grazie a Salvatore Picone e a Gaetano Savatteri, sindaco, la fondazione, ho potuto leggere queste lettere che non conoscevo, confesso, e che mi hanno colpito per la qualità umana oltre che professionale, e quindi abbiamo deciso di farne questa mostra. È un libro che uscirà in ottobre. E si scopre anche che il rapporto tra suo padre e Leonardo Sciascia va oltre gli interessi letterari. Sì, è un rapporto umano, è un rapporto molto forte, molto intenso, testimoniato da tanti incontri che hanno avuto a Bari, il primo, quando decisero di fare il libro, ma poi anche in Sicilia e a Roma, dove si incontravano spesso anche quando la casa editrice ha aperto la sede romana. L'esposizione quando? L'esposizione sarà, credo, vorrei portare anche a Roma, da Racalmuto a Bari, e poi vorremmo fare questo libro a ottobre.